Benvenuti, oggi è domenica 25 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:09. La luna si leva alle 4:04 e cala alle 18:32. Oggi è il giorno di San Gregorio. Il nome Gregorio ha origine greca e significa pronto, lesto. Ha il primato di essere il nome di 16 papi. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che proclama il 25 maggio Giornata Mondiale del Calcio. Secondo la risoluzione, la giornata celebra l'anniversario del primo torneo internazionale di calcio della storia, con la rappresentanza di tutti i paesi, che ebbe luogo il 25 maggio 1924 durante i Giochi Olimpici Estivi di Parigi. Partiamo con la cantante Emma Marrone, che oggi compie 41 anni. La fiorentina, vincitrice di Amici del 2010, ha calcato il palco del Festival di Sanremo per ben 4 volte, conquistando la vittoria nel 2012 con Non è l'inferno. Passiamo poi all'attore britannico Ian McKellen, che oggi raggiunge l'età di 86 anni. Conosciuto per i suoi ruoli di Gandalf ne Il Signore degli Anelli e di Magneto nei film sugli X-Men, McKellen ha avuto una lunga carriera nel teatro prima di diventare un volto noto al grande schermo. E per concludere, auguri al maratoneta Stefano Baldini, che oggi festeggia 54 anni. Baldini ha raggiunto l'apice della sua carriera alle Olimpiadi di Atene nel 2004, dove ha conquistato la medaglia d'oro. Non capita spesso di fare un viaggio di 680 milioni di chilometri. La sonda spaziale Phoenix della NASA lo ha compiuto in 10 mesi, per poi atterrare su Marte a pochi minuti dalla mezzanotte del 25 maggio del 2008. Si è arrivati così ad una scoperta sensazionale: sul pianeta rosso c'è acqua. È possibile riportare in vita una specie estinta? Forse abbiamo sentito parlare della Colossal Bioscience, compagnia di biotecnologie texana, che sta lavorando per riportare in vita il mammut lanoso, estintosi 4.000 anni fa, e la cui resurrezione è programmata per il 2028. Il team ha individuato nei topi 9 geni associati a caratteristiche simili a quelle dei mammut. Alcuni controllavano il colore, le dimensioni e la lunghezza del pelo, altri il metabolismo dei grassi, identificando i geni che controllano caratteristiche utili anche a trasformare un elefante in mammut. Altri esperti sono più scettici e sostengono che modifiche di questo tipo sono solo estetiche e non dicono molto sulla biologia di questi nuovi animali. Buona domenica ai 12, oggi è una domenica molto speciale perché è il primo giorno in cui Saturno è in Ariete. Ebbene, cambia totalmente la sfaccettatura zodiacale di questo significato, ma vediamo cosa significa segno per segno. Ariete, siete proprio voi che in serata riceverete questo illustre ospite. Saturno, il pianeta del lavoro, il pianeta della concretezza e della realtà. Ebbene, gestiritelo egregiamente proprio perché vi darà una grande impennata lavorativa e carrieristica. Toro, Saturno non è più solidale con voi in sestile, si sposta in un'area per voi che è molto psicologica, si sposta in un'area in cui inizierà un lungo percorso per fare maturare dentro di voi una sicurezza interiore. Gemelli, Saturno ha finalmente dismesso la sua quadratura, quindi gioite cari gemelli, Saturno non è più contro, è scivolando in Ariete, adesso non solo vi è amico, preparatevi a concretizzare un arco carrieristico veramente molto molto importante della vostra vita, e anche in amore avrete cose solide e sicure. Cancro, la vostra giornata oggi vede ancora la Luna gestire tutta una serie di processi molto importanti. Il suo passaggio nell'arrivare quasi in Toro in serata
gestirà sicuramente una certa morbidezza in più. Saturno ha iniziato la sua quadratura, quindi da ora in poi dovrete comunque pensare al presente in una maniera più concreta e meno sognatrice. Leone, quale notizia più bella questa domenica di avere un Saturno amico? Uno stupendo trigono dal segno dell'Ariete di Saturno vi assicurerà finalmente la vostra ascesa lavorativa come la desideravate da anni. Vergine, gioite perché Saturno non è più contro, scivola in Ariete e quindi il vostro cielo è sgombro da nubi importanti. Quindi tirate un sospiro di sollievo e soprattutto prendete tutto in maniera più leggera. Bilancia, primo giorno di Saturno contro. Da ora in poi Saturno inizierà un lavoro per farvi decostruire alcune sicumere che avete avuto, che avete costruito negli ultimi anni della vostra vita, per farvi attraccare ad un periodo di grande e maggiore consapevolezza. Scorpione, il trigono di Saturno oggi si spegne, non avete più il pianeta degli anelli dalla vostra parte questo potrebbe anche significare semplicemente che adesso siete diventati grandi nel lavoro e che adesso potete camminare sulle vostre gambe. Sagittario, una bellissima notizia per voi: Saturno in trigono, Saturno amico, Saturno forte, pronto a sostenervi. Saturno entra pure in un'area per voi che parla d'amore, quindi è la solidità e la certezza degli affetti la cosa che vi sarà più cara di questo passaggio preziosissimo del pianeta degli anelli. Capricorno, Saturno, il vostro pianeta, ha cambiato segno zodiacale, si trasferisce in Ariete e inizia una quadratura proprio con voi. È proprio il vostro pianeta a essere contro tecnicamente nello zodiaco. Questo comporterà comunque una maggiore centratura su quello che sono la famiglia e gli affetti, proprio perché i vostri luoghi e le vostre cose in questi prossimi 3 anni chiederanno di essere tutelati e rassicurati. Acquario, ottime notizie per voi: Saturno amico in stile pratico, dinamico e stranamente leggero vi aiuterà moltissimo nel gestire tutto quello che riguarda il lavoro. Pesci, giornata splendida oggi, il vostro cielo si libera anche di Saturno, non c'è nessun pianeta nel vostro settore zodiacale, quindi da adesso tutti gli strumenti che vi hanno dato negli ultimi anni i pianeti, utilizzateli per fare del vostro meglio. Adesso avete carta bianca. È un periodo di guerra civile. Navi spaziali ribelli, colpendo da una base segreta, hanno ottenuto la loro prima vittoria contro il malvagio Impero Galattico. Conoscete queste parole? Sono l'introduzione della più famosa saga cinematografica nel campo della fantascienza. Siamo nel 1977 e il 25 maggio esce nelle sale Guerre Stellari, il film di George Lucas che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Ne seguiranno altri 8 per un incasso totale di 10 miliardi di dollari. Oggi parliamo di un'espressione molto comune, cost an arm and a leg, che letteralmente vuol dire costare un braccio e una gamba. L'origine risale al secondo conflitto mondiale, quando molti soldati persero braccia e gambe e per loro il prezzo della guerra era letteralmente un braccio e una gamba. Da qui l'espressione è passata nell'uso comune per indicare un costo sproporzionato rispetto al valore, estremamente costoso, quasi come se dovessimo pagare con una parte del nostro corpo. In italiano diremmo costa un occhio della testa, ma non preoccupatevi, qui vi sveleremo tante curiosità senza dover pensare di pagare un prezzo così alto. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Eccoci pronti per conoscere la storia di un personaggio che non passerà certo inosservato. Gian Gastone de' Medici, l'ultimo erede della dinastia dei Medici e Granduca di Toscana.
Ma non pensate che la sua vita sia stata monotona e priva di sorprese. Questo uomo dalla personalità contraddittoria ha compiuto gesta epiche, come abolire la pena di morte e ridurre le tasse per i ceti più poveri. Ma il suo animo sensibile e malinconico lo ha portato spesso a cadere in depressione, al gioco d'azzardo e all'alcolismo. E la sua vita privata? Un mondo a parte. Giangastone viveva la sua omosessualità in modo aperto, partecipando a orge e giochi erotici organizzati dal suo fedele servitore. Insomma, una figura complessa che ha saputo unire l'illuminismo del suo tempo a una vita privata fuori dagli schemi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Vi auguro una serena domenica e vi rinnovo l'appuntamento a domani con curiosità, modi di dire e matti del passato. Buona giornata dalla vostra Martina.